Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Siamo ormai al 12 di gennaio 2025 e quindi ricorrono i 100 anni da questa foto. C'era l'Italia monarchica nel 1925 e questa è una foto storica che riunisce la famiglia De Paoli Paolo, mio nonno, e la famiglia Lanza Ettore, mio nonno pure. Il primo è il nonno paterno e il secondo il nonno materno. Cosa racconta questa fotografia? Intanto che c'era la ditta De Paoli Paolo, che trattava di trebbie, trattori, e qui infatti c'è immortalata una trebbia Marshall che viene dall'Inghilterra con il vapore. Questo è il vapore che azionava, prima che arrivassero i trattori, azionava la trebbia. E qui abbiamo un gruppo di famiglie che preparavano la trebbiatura, appunto. Questa è memoria di mia madre, Lanza Rosa De Paoli, che è immortalata in questa fotografia con il numero 21. Era nata nel 1920, è morta nel 2017 e qui è il numero 21 e lei che tiene la mano a Ferrarini Maria, mia nonna materna, e poi al numero 8 c'è lo zio Nelido, morto anche lui per peritonite. Al numero 9 la zia Nelda. Al numero 12 c'è la zia Pierina che, siccome non si piaceva, ha grattato la fotografia e quindi la faccia è scomparsa. E poi andando avanti vediamo lì i 24, 25 e 26 che sono rispettivamente, dobbiamo guardare qua. Allora, il 24 De Paoli Vittorino, che è mio zio col negozio di ferramenta e elettrodomestici in piazza Asparè, seppellito al cimitero di Aspareto. Al 25 invece c'è Lanza Giuseppe detto Beppi, milite ignoto ad Anzica 1945. E il 26 è Maraschini, adottato dagli zii Maraschini, quello non è parente. Poi invece c'è il numero 16, è mio zio De Paoli Arnaldo, che mi tenne alla Cresima, e qua era molto serio, molto compito. Vediamo il 16 cosa scrive, eccolo qua. Al 16 De Paoli Arnaldo, titolare della macchina a vapore, era intestata a lui, con patente conduzione caldaie mobili, figlio di De Paoli Paolo, mio zio, padrino della mia Cresima, fratello di mio papà, Paolo, che lavorò anche a zuccherificio di Legnago, sposo a zia Toscana. Ecco, poi chi abbiamo qua? Al 22 c'è, vediamo, la zia Lanza Luigia, eccola lì. Al 23 Lanza Giovanna, eccola lì, mia zia. Al 24 De Paoli Vittorino, eccolo qua. 24, dov'è? 21, 23, l'abbiamo appena citato, eccolo lì, zio Vittorino. Qui c'è mio nonno al numero 5, è mio nonno Lanza, Ettore Lanza, che io non ho mai conosciuto perché è morto nel 1954, io sono nato nel 1956. Poi dall'altra parte invece avevamo già detto la mia nonna, invece l'ho conosciuta
perché è morta nel 1967. Eccola qua col numero 4. Anche gli zii non li ho conosciuti. La zia Nelda, la 9, ma l'ho già detto. La zia Nelda, zia Pierina. La bellezza di questa foto è che ricorrono i 100 anni da questa immagine di famiglia, addirittura, dove si vede che per fare la trebbiatura servivano almeno una ventina di persone. Si era appena imposto il fascismo, c'era già stato nel 24 l'assassinio di Matteotti e qui insomma non siamo ancora nel 29 dove ci sarà la famosa crisi della quota 90, ma da questa foto possiamo capire che il nonno Lanza Ettore non aveva ancora comprato la campagna che poi dove nel 29 si trovò lì in via Pila, dove ereditò anche mia madre e mie zie. Quindi qua siamo in Contra Cantarane Fondo, dove adesso c'è la trattoria La Cubana di Pizzoli. E ecco, questa è una foto che ho elaborato io mettendo tutti i nomi delle persone una per una, ma la memoria mi è stata passata nelle sere che passavamo insieme, io e mia madre, mi raccontava appunto nome per nome, uno per uno, tutti i personaggi che vi sono riuniti. Allora uno era un meccanico di biciclette, quell'altro faceva dell'altro, quell'altro aveva piccole storie, e quindi questo è un bellissimo ricordo, e quest'anno faremo una ricorrenza in occasione dei 100 anni. A Sparè, Università delle Isole Sparse, Renato De Paoli, oggi Vicenza, 2025.